20.000 volontari impegnati, 250.000 giornate lavoro a beneficio della popolazione. Si chiude un anno impegnativo per gli alpini che, seppur segnati da profonde perdite umane, guardano al futuro con speranza. È dedicato al 150° del Corpo degli Alpini il calendario storico dell'ANA 2022, 12 mesi in 24 pagine per raccontare, anche attraverso immagini inedite, la storia di questo corpo dal 1872 ad oggi. È visitabile fino alla prossima primavera a Trento, all'interno della Torre Vanga, la mostra del centenario della sezione, un secolo di impegno e solidarietà. Il 2021 verrà ricordato, purtroppo, ancora una volta come un anno dalle grandi perdite nel mondo alpino, e non solo a causa del Covid. È un bilancio pesante che lascia un vuoto profondo, come ogni perdita di vita umana provoca. A loro va veramente il nostro pensiero, la nostra gratitudine per quello che hanno fatto e veramente il nostro ricordo, quello più profondo, quello più vero. Fra tutti lasciatemi ricordare due nomi che ci hanno veramente colpito. Uno è il mio past president Beppe Parazzini, che ha avuto veramente una travaglia personale di famiglia, ma che ha saputo fino in fondo essere un alpino vero. E con lui il mio ultimo direttore generale, già mio vicepresidente vicario per 5 anni, Alfonsino Ercole. Due figure, due nomi che sono un faro per noi alpini e lo saranno ancora, perché io sono sicuro che da lassù, dal paradiso di Cantore, sapranno ancora darci forza e saranno ancora indicarci la strada giusta. La strada è sicuramente quella del volontariato che in questo ormai troppo lungo periodo di pandemia tanto ha dato per l'Italia. Devo dire veramente un grandissimo grazie, un grazie che viene dal cuore ed è un grazie che è quello di tutta la gente che ha visto e quando vedeva un cappello alpino prendeva fiducia, sia nella prima fase pandemica, sia nei momenti difficili in cui bisognava nella lockdown portare ristoro e anche, se permettete, simpatia e fiducia alla gente, sia oggi nella fase di vaccinazione dove siamo impegnatissimi. Dal 1 gennaio al 31 ottobre 2021 sono stati oltre 20.000 i volontari impegnati e 250.000 le giornate di lavoro. Credo che da soli questi numeri dicano tutto, dicono la grande disponibilità di questa associazione e per questo noi siamo grati a coloro, ai nostri volontari che si sono impegnati e vogliamo essere testimonianza di un futuro migliore. Per un futuro migliore occorre coinvolgere le nuove generazioni, come l'ANA fa ormai da tempo attraverso i campi scuola rivolti agli under 16, a cui se ne sono aggiunti quest'anno altri 4 per i ragazzi più grandi, dai 16 ai 25 anni, un grande risultato che non deve restare fine a se stesso. Grandissimo risultato, a dimostrazione che i giovani, anche quelli di oggi, se stimolati, rispondono presente, come gli alpini. E allora questo per noi è un motivo di stimolo, un motivo per dire che dobbiamo andare avanti su questa strada. Dobbiamo chiedere a chi ci governa, dobbiamo chiedere al nostro Parlamento di prendere atto della necessità che abbiamo bisogno di ricostituire un'identità di popolo, un'identità di nazione. E lo si fa solo coinvolgendo i giovani, ma per coinvolgere i giovani bisogna portarli ad un servizio obbligatorio per tutti. Io credo che questo sia veramente indispensabile. È dedicato al 150° del Corpo degli Alpini il calendario storico dell'ANA 2022, mantenendo il formato classico, curandone ancor più la grafica, ciò che fu l'idea, nata nel 2009 e cresciuta negli anni. Il calendario non è ancora maggiorenne, ha solo la 14ª edizione, da 2 anni l'abbiamo condotto all'interno della redazione dell'Alpino per la realizzazione. Fu un'idea di Luigi Bertino che insieme alla casa editrice L'Editrice ne ha curato la pubblicazione fino a quest'anno. Il 2022 sarà un anno ricco di tanti eventi che ricorderanno, oltre all'attività tradizionale dell'associazione, proprio questo calendario con delle iniziative condivise con l'esercito e quindi col comando truppe alpine
e l'associazione ha deciso proprio di dedicare questo strumento, questa pubblicazione interamente a questo anniversario. Un calendario che ha allo stesso tempo un album fotografico, scatti a colori e in bianco e nero, alcuni addirittura inediti, che raccontano i 150 anni di storia del Corpo degli Alpini, dal 1872 ad oggi. Le foto storiche sono delle foto inedite che abbiamo scovato negli archivi. Alcune hanno trovato posto in questa pubblicazione, altre troveranno posto nell'aspetto televisivo, nella sigla, alcune ancora in altre pubblicazioni che durante il 2022 verranno edite proprio per questo anniversario. Contiene anche una riproduzione del Regio Decreto di fondazione che venne firmato a Napoli. Sarà a Napoli anche la location dell'anniversario del 150esimo di fondazione e le celebrazioni culmineranno proprio nel mese di ottobre, quando verrà ricordata questa data. Il calendario storico 2022 può essere acquistato inviando una mail a l.editrice@libero.it oppure online dal sito internet www.ana.it. Con i suoi oltre 30 metri di altezza, Torre Vanga, edificio storico risalente al 1200, domina parte del centro di Trento, baluardo difensivo della zona occidentale della città prima, posto del Dazio poi, per anni carcere, con tanto di camera delle torture. Oggi la torre viene utilizzata come sede espositiva. Nei piani più bassi, dei 7 presenti, dal maggio scorso batte un cuore alpino. La mostra, dedicata al 100° anniversario della locale sezione, fondata nel 1920. Purtroppo questo centenario che ci è un po' sfuggito fra le mani, cerchiamo di ricordarlo attraverso questa mostra, quindi perpetuando anche per l'anno a venire, almeno fino a tutto il 2022, questa idea di storia, questa idea che nasce appunto nel 1920 e attraverso questi lunghi anni è arrivata fino a noi. 100 anni in cui si sono susseguiti 20 presidenti, arrivando ai giorni nostri con 261 gruppi, 11 nuclei di protezione civile, 7 fanfare e 2 cori alpini, oltre 23.000 soci. L'Ana di Trento oggi è un'associazione che purtroppo, come tutte le altre sezioni d'Italia, sconta un po' un dato anagrafico, ma diciamo che pur essendo diversamente giovani, tutti gli alpini trentini hanno ancora gran voglia di fare. Insieme agli altri 330.000 fratelli, 24.000 della sezione di Trento si sono già rimessi in marcia, anzi in fondo non hanno mai smesso di marciare neanche durante il Covid. Marcia che ha portato anche all'allestimento della mostra, un lavoro di sintesi non facile ma riuscito al meglio, scegliendo i momenti più significativi dell'Ana Trento durante un secolo intero. Abbiamo formato un bellissimo gruppo di lavoro che è stato bravissimo, soprattutto a scegliere le varie temi, i vari argomenti, e insieme poi abbiamo messo insieme tutta questa che è la nostra mostra, la nostra storia, il nostro essere, e quindi noi siamo contenti di poter mostrare effettivamente quello che noi abbiamo realizzato e dato dimostrazione agli altri di quello che noi facciamo nel nostro piccolo. Torre Vanga resta fino a primavera un luogo in cui respirare la storia del centenario della sezione di Trento e più in generale del Corpo degli Alpini, una conoscenza libera e gratuita rivolta a tutti coloro che cercano il sapere. Tutta questa nostra attività è a titolo gratuito, permettiamo a chiunque di venire a casa nostra, tra virgolette, e di poter venire in maniera accessibile senza spendere nulla, anzi diamo la possibilità a tutti di poter arrivare e visitare quello che è il nostro operato.